Il comune è al lavoro per individuare il motivo o i motivi per cui da diversi anni la spiaggia di Ghiaia presenta valori non conformi alle rilevazioni di ARPAL che monitorano i valori di Escherichia coli e enterococchi intestinali. Questo avviene principalmente dopo fasi di maltempo e non in maniera costante, ma ha portato, secondo la normativa, a classificare quel punto di prelievo come scarso per 5 anni consecutivi, cosa che dovrebbe portare Regione Liguria a imporre un divieto di balneazione permanente. Quasi certamente si tratta di un problema di commistione tra acque nere e acque bianche. In buona sostanza ci sono dei casi che ci riguardano dove le fognature di privati irregolarmente sfociano nel fiume, in buona sostanza. In Ghiaia abbiamo due rii che hanno le foci all'interno della baia, per cui subiscono sicuramente questo genere di interferenza. La pronuncia della regione dovrebbe arrivare tra pochi giorni, massimo inizio marzo. Si tratta di un problema limitato a quello specifico tratto, oltre che alle fasi di maltempo, perché gli altri punti analizzati da ARPAL presentano sempre valori conformi. L'amministrazione ha chiesto a Città Metropolitana di inserire 4 opere legate a questo tema nel piano quinquennale, 2 interventi diffusi per la separazione tra acque bianche e acque nere sul torrente San Siro, con sostituzione di alcuni parti della rete fognaria, e altri 2 più a lungo termine per creare una vasca per il torrente Magistrato e altre nella zona del porto. Come comune invece stiamo portando avanti i controlli, grazie anche all'intervento della Capitaneria, la quale si è anche adesso impegnata nei prossimi mesi, speriamo, e ha richiesto un volo aereo, telerilevamento, dove loro ritengono di poter individuare anche nelle zone più collinari, in buona sostanza, se vi siano degli allacci abusivi o non corretti. Perdere la balneabilità nella spiaggia di Ghiaia sarebbe un grosso problema per il comune e le persone che ci vivono. Non è soltanto una questione amministrativa, è anche proprio una catastrofe da un certo punto di vista sociale, economica. E stiamo parlando dell'unica spiaggia, per esempio, accessibile a 360 gradi ai disabili. Stiamo parlando di due stabilimenti balneari che hanno vinto le regolari gare pubbliche investendo insomma centinaia di migliaia di euro in buona fede e dopo procedure competitive trasparenti. Abbiamo due hotel 5 stelle che insistono nella zona proprio di Ghiaia e decine di famiglie, i centri estivi, una immagine turistica perché la spiaggia di ingresso a Santa Margherita, per cui diciamo che per noi sarebbe veramente, veramente un problema.